Uela, ciao ragazzi. Allora oggi si va a decespugliare. Mi sono già messo gli occhiali potenti nuovi. Questo ve lo tengo di scorta. Questo qua è il decespugliatore vecchio perché quello nuovo l'ha preso il padre. Però dai, va bene anche questo, adesso ha le spalline nuove. Io intanto taglio questo giardino qua. Il padre invece ha tagliato quello di fronte a casa e adesso sta tagliando eccolo là. Poi vedete lì in mezzo al campo, vi faccio vedere una roba. In pratica c'è un pezzo insomma dove ci sono tutte, dove c'è l'erbetta che viene su. In pratica è radicchio quello lì. Abbiamo seminato, cioè hanno seminato il padre e lo zio il radicchio. Ci sono anche due bastoncini che lo delimitano. Allora adesso non perdiamo altro tempo, se riesco faccio qualche ripresa un po' diversa. Ho anche la fascia per fare un po' di POV, ma diciamo che principalmente mi piacerebbe anche vedere cosa succede se faccio il video al rallentatore del decespugliatore. Dopo provo, poi lo rallento un sacco e vediamo cosa succede, cioè vediamo cosa si vede insomma. Dai, adesso accendiamolo e partiamo. Diamogli un po' di benza. Adesso dovrebbe accendersi. Proviamo. Porca. Olè. Accendo. Belle anche le riprese così. Adesso faccio un po' di riprese così, poi al rallentatore. Questo non è neanche un POV, questo è... non è un cab view, è il dece view questo. Allora adesso faccio un po' di POV normale con la fascia in testa. Successivamente invece quando andremo nel giardino di là provo a fare il rallentato con il dece per vedere appunto cosa si vede. Queste sono le piante che questa primavera abbiamo spostato dai vasi che ci sono lì a qua. Ok, allora ho finito tutto questo giardino qui, adesso mi devo spostare in quello di là. Il padre invece sta tagliando lì dove ci sono gli ulivi fuori, deve fare tutto il giro fino là in fondo. Pensate un po' che qui di fronte a me proprio una volta c'era la nostra ex piscina. In pratica prima di avere l'agriturismo avevamo messo una piscina fuori terra. Se ho qualche foto anche ve la lascio. Era proprio lì, di fronte lì, adesso dove abbiamo piantato anche gli alberi. E niente dai, allora adesso spostiamoci di lì e proviamo a fare il rallentato che vi dicevo. E dopo andiamo avanti con il lavoro perché dobbiamo finire anche. Ok, spero che si sia visto qualcosa, che si sia visto bene. Spero di non aver rotto lo schermo della GoPro perché
è un po' strisciato, ma adesso non perdiamo altro tempo e proseguiamo con il lavoro qua. E niente, adesso faccio un bel time lapse per compensare un po' tutti questi slow motion. Lascio la GoPro qua per terra e vado a tagliare lì in mezzo, intorno a tutti gli ulivi. Ok ragazzi, allora mi sono fermato e adesso devo accompagnare i nonni dal dentista. Anche a me bisogna capirci. No! Sì. Allora, ti sistema i denti. Anche a me. Allora, niente, l'ultima roba che mi resta da fare sono gli autobloccanti, perché ogni tanto cresce un po' di erba, dopo vi faccio vedere. Il padre taglia dentro il pollaio, però prima volevo farvi vedere, ecco, qua in pratica ha tagliato tutta la menta perché si era seccata, quella che abbiamo piantato ancora l'anno scorso. È uno dei primi video che ho fatto, anche questo, e quello delle viti. In pratica questo è un veloce aggiornamento del video dell'anno scorso, andate a recuperarlo se volete, ve lo lascio qui in alto a sinistra o destra, non so dove. È stato uno dei primi video che ho fatto sul canale quando siamo venuti a piantare queste viti qua. Queste sono, pensate, viti che non bisogna trattare, sono diciamo naturali così, sono cresciute per bene. Andate a paragonarle se volete. Andiamo a venire a tagliare. Comunque dovremmo prendere un soffiatore, guarda qua. Se sapete qualche marca di soffiatore buono, fatemela sapere nei commenti. Buon, comunque abbiamo finito di decespugliare. Andiamo a portare a posto il dece, che dopo magari mi chiama la nonna e devo andare a prenderli. Sempre di quella. Allora? Che bisogna aspettare. Da ordinare l'antibiotico. È ancora aperta adesso? Sì, alle 7 mesi sera. Farmacia, vale. Sì, lei va. Posso scendere? Sì. Io e il nonno stiamo qua. Allora, devo dire prima, spero che questo video vi sia piaciuto. Ti ricordo? Sì, Vai. spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata. E dopo butta la mano contro la GoPro. Grietto mia di più. Sì.